Gentili telespettatori di Televisione Agrigento, bentrovati a questo appuntamento che la redazione di TVA Notizie vuole dedicare ad un evento particolare, composito e anche molto significativo che si terrà martedì al Teatro Costa Bianca di Realmonte. Vi dicevo, è un evento composito, parla di temi importanti quali l'accoglienza, l'integrazione, il lavoro, le attività degli SPRAR e le imprese. Quindi c'è tanto all'interno di questo speciale di questa sera, perché è un progetto che l'associazione Acquarinto ha condotto ormai da tempo in collaborazione con il comune di Realmonte e quest'anno ci sarà anche un altro partner oltre a tante imprese, che è la Casa del Musical. Ospiti di questo appuntamento sono Emilio Agnello, che è dell'associazione Acquarinto e è il coordinatore, Mary Fiore, benvenuta, grazie, è una delle assistenti sociali. Ancora Tiziana Graceffa, responsabile del settore orientamento. Scorrendo le immagini abbiamo il sindaco di Realmonte, Calogero Zicari, e uno degli ospiti di Acquarinto, che poi ci racconterà un po' la sua storia, si chiama Diatta Sansidine. Benvenuti, grazie di essere qua con noi e parliamo di temi importanti. Iniziamo a farlo con Emilio Agnello. Emilio Agnello, lo SPRAR, che è un'idea di accoglienza molto composta, è accoglienza ma è accompagnamento costante che Acquarinto svolge oramai con grande professionalità e con grandi risultati. Diciamo che Acquarinto si trova all'interno della rete SPRAR sin dalla nascita, che è avvenuta nel 2001, dunque ormai un'esperienza che questo modello, che ricordiamo è coordinato comunque dal Ministero dell'Interno in collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni e con l'Alto Commissariato per i Rifugiati, un modello che prevede non soltanto ovviamente la mera accoglienza dei nostri beneficiari, ma evidentemente tutta una serie di attività che sono tese all'integrazione e in questo nostro caso all'inserimento lavorativo, in quanto evidentemente accanto alle attività di alfabetizzazione dei nostri beneficiari si fa anche una formazione al lavoro con dei veri e propri brevi corsi di formazione nei quali spieghiamo ai ragazzi un po' la conformazione appunto del lavoro in Italia, le varie tipologie di contratti, le istituzioni che si occupano di lavoro e poi attraverso i tirocini di inserimento lavorativo diamo loro l'opportunità di sperimentarsi in brevi periodi di lavoro presso delle aziende dei nostri territori, appunto dei progetti SPRAR. Noi siamo presenti in 6 diversi territori della provincia. E dopodiché, dopo queste brevi esperienze di lavoro, spesso capita, fortunatamente, che le aziende danno l'opportunità assumono questi nostri beneficiari e danno l'opportunità di avere un vero e proprio rapporto di lavoro. È un'attività molto interessante e appunto in occasione di questa manifestazione che faremo il giorno 6 presso il Teatro Costa Bianca di Realmonte, premieremo alcune delle aziende che hanno in effetti poi non solo beneficiato dei tirocini di inserimento lavorativo, ma hanno poi assunto i nostri ragazzi. A seguire poi vi sarà appunto la rappresentazione della Casa del Musical Camicette Bianche, anche lì un musical molto interessante perché racconta l'emigrazione dei nostri bisnonni nei primi del Novecento verso l'America, così anche per ricordare un po' a tutti noi che emigrati lo siamo stati anche noi e anche lo siamo ancora, visti appunto i dati
della continua emorragia di giovani che dalla nostra provincia si spostano verso il nord. Grazie Miragnello. Merifiore è una delle assistenti sociali di Acquarinto, alla quale volevo chiedere come rispondono gli ospiti a queste attività, il vostro lavoro molto complesso, perché comunque li calate gradualmente da quella che è la loro nella nostra realtà, quindi c'è un lavoro di immersivo anche in quella che è la nostra cultura. Ecco, come rispondono? Allora, noi abbiamo cominciato a fare tirocini a Real Monde già dalla nascita del progetto nel 2014. Non è stata una cosa semplice, anche perché all'inizio ci siamo dovuti organizzare sia noi operatori d'equipe più l'equipe di orientamento, perché abbiamo fatto una corretta mappatura del territorio, un lavoro di rete capillare per trovare le aziende, per poi appunto andare a proporre al ragazzo l'attività, perché questo implica una buona conoscenza del ragazzo. Poi magari Tiziana vi parlerà proprio del progetto formativo che viene cucito addosso al ragazzo. E dal punto di vista invece sociale, l'attività di orientamento e l'attività di tirocinio ha una valenza importantissima, perché se tutti i tipi di lavoro nobilitano l'uomo, in questo caso dà dignità. Ai ragazzi l'attività lavorativa li cambia, li forma, li orienta, ma li rende veramente uomini integrati nel territorio, nel tessuto sociale, in questo caso di Real Monde, ma pure negli altri comuni dove abbiamo i progetti. Li cambia perché noi vediamo veramente questo tipo di cambiamento giornalmente con i ragazzi, perché anche all'inizio magari sono un po' diffidenti o comunque non sanno, sono spaventati, non sanno che tipo di attività lavorativa andranno a fare, ma piano piano loro veramente si affezionano al lavoro, si affezionano veramente a quello che gli si propone, ma soprattutto la gente li vede, e quindi il fatto stesso che loro a livello sociale sono ben visti, integrati, la gente non ha paura, svanisce veramente la xenofobia, e questo è l'obiettivo principale. Dal punto di vista della formazione il ragazzo acquisisce delle abilità, ma dal punto di vista sociale la valenza che ha è immensa, soprattutto a livello territoriale, perché a noi interessa fare capire che loro sono veramente portatori di risorse, non di problemi. Ma tra l'altro capita spesso anche di vederne alcuni che spazzano, operano nello scerbamento. Sì, sono tante le mansioni che i ragazzi assolvono, alcuni proprio lavori artigianali, altri nel lavoro di ristorazione. Non sono lavori ghettizzanti, a noi interessano lavori a contatto con la gente, lavori che possono veramente dare la possibilità a loro di potersi relazionare con le persone. Ora poi Sanzidine racconterà la sua esperienza, e questo ci interessa, il fatto che il lavoro innanzitutto deve essere un lavoro che è affine alle inclinazioni del ragazzo, perché non imponiamo un lavoro ma proponiamo un'attività che è frutto comunque di una formazione. E quindi questo ci interessa. Sì, comunque così noi parlavamo, scambiavamo qualche parola prima di iniziare la registrazione di questo spazio. Addirittura tu mi dicevi che ci sono anche dei talenti lì, mi raccontavi la storia di un carrozziere che pare che abbia avuto un talento particolare, formatissimo. No, allora quando arrivano i ragazzi ovviamente non li conosciamo così bene, ma poi piano piano veramente ci scopriamo appunto talenti che veramente neanche noi sapevamo di avere all'interno dell'associazione, ma non solo a livello pratico, loro hanno anche talenti artistici, ragazzi che praticamente si dilettano anche a suonare degli strumenti, hanno veramente la musica nel sangue, gli africani, però loro nell'artigianato sono bravissimi e sono ancora più bravi nei lavori che stanno quasi scomparendo, sono bravi ad aggiustare le biciclette, tanti lavori che ormai sono vuoti d'uso, che ormai anche gli italiani quasi non li vogliono fare, e loro sono proprio attenti nelle minuzie e nei particolari, e questo ci fa molto piacere.
Tiziana, responsabile dell'orientamento, questa è una fase molto delicata e credo anche abbastanza complessa da gestire. Ecco, quali sono le fasi di questa attività che addirittura in talune occasioni, più di una, ha portato questi giovani ad ottenere un lavoro stabile? Sì. Allora, inizialmente si ha la presa in carica del soggetto, ossia viene intervistato per capire un attimino qual è il suo excursus sia formativo che lavorativo e mi faccio un'idea di quello che la persona ha bisogno per quanto riguarda il suo inserimento professionale e anche il suo inserimento di formazione. Pertanto poi viene fuori una progettazione che si fa insieme all'equipe tutta, sia per quanto riguarda le loro carenze formative, quindi se è necessario quando vengono qui senza scolarizzazione l'inserimento scolastico innanzitutto, no? Poi una formazione professionale di tipo lavorativo, nel senso che se ci sono dei percorsi formativi che riguardano il settore culinario, il settore agricolo, il settore artigianale, seguono questo percorso in base alle loro tendenze, alle loro competenze, alla loro voglia di imparare in quel settore. Tutto questo viene fuori attraverso un colloquio che è fondamentale. Dopodiché io mi metto in giro con la mia equipe a contattare le aziende per vedere un attimino di poter inserire questa persona in un ambito specifico che a lui è più consono, e poi si realizza quello che è il percorso di una borsa lavoro, grazie alla quale abbiamo avuto soddisfazione perché il più delle volte i ragazzi sono stati assunti per la loro dedizione al lavoro, per le loro forme di responsabilità al lavoro, quindi gli imprenditori sono veramente soddisfatti di quello che il nostro lavoro ha prodotto e degli utenti che hanno accolto. Bene, Sindaco, Realmonte da anni ormai è partner di questo progetto, ci avete creduto, lo sostenete a gran voce, intanto perché lo avete sposato e perché lo sostenete? Ma il progetto non lo sosteniamo e l'associazione ci sosteniamo, diciamo, a vicenda. Noi, come diceva Emilio, siamo figli dell'immigrazione. Il fenomeno dell'immigrazione in Sicilia specialmente lo dovremmo conoscere tutti, lo conosciamo in famiglia, nei primi del Novecento, ma anche a seguire, anche nel dopoguerra, molti siciliani hanno raggiunto gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Sud America, ma anche gli Stati europei, la Germania, il Belgio, dove attualmente ancora risiedono, addirittura ci sono le seconde e le terze generazioni. Quindi questo fenomeno dovremmo conoscerlo, dovremmo imparare a non dimenticare la storia che ci appartiene. Questo è il punto di partenza. Dopodiché noi abbiamo avuto un ottimo rapporto con l'associazione Acquarinto e questi ragazzi che abitano a Realmonte, perché tra l'altro la logica dell'inserimento sociale nel comune è stata una logica vincente, cioè piccoli appartamenti, oppure degli appartamenti dislocati in diverse aree del comune, quindi non un'unica struttura in cui vanno 3-4 persone. Sarei stato ovviamente, così come lo sono stato in passato, contrario. Io ho lottato il primo anno del mio inserimento, vi fu la possibilità di trasformare un albergo a Caporossello in un centro di accoglienza per molti di questi ragazzi che ci raggiungevano, 3-4 persone. Allora io feci una battaglia contro e la rifarei anche adesso, perché non credo che avrebbero realizzato un ghetto in un posto invece che vocato al turismo. Invece l'inserimento di questi ragazzi in appartamenti in diverse aree del comune ha fatto sì che la gente accettasse bene la loro presenza e potessero integrarsi con la popolazione locale. Io li vedo spesso in piazza, non abbiamo avuto mai problemi in tutti questi anni, si sono integrati adesso con le opportunità di lavoro che hanno avuto dal 2014 ad oggi, si sono integrati ancora di più, perché quando si viene in contatto con la gente, quando si è nel mondo del lavoro, della scuola, attraverso lo sport, allora il mondo del lavoro ha favorito questa integrazione, ma poi insieme alla Chiesa con cui collaboriamo, insieme all'associazione Acquarinto, abbiamo creato delle opportunità di integrazione. Noi facciamo la partita di calcetto sotto Natale, realizziamo insieme l'albero di Natale sempre nel periodo natalizio, in diverse occasioni loro collaborano
nelle ressicciole che facciamo di paese, anche in questo caso, sebbene con un evento più importante, perché il tema di cui si parlerà al Teatro Costa Bianca è un tema importante che ha a che fare con l'immigrazione, collaboreranno anche loro nella manifestazione estiva che è quella di Costa Bianca, e quindi al Teatro Costa Bianca. E Costa Bianca ha voluto proprio riservare loro uno spazio. Costa Bianca ha voluto riservare fortemente uno spazio all'associazione Corinto. Per una sera il teatro andrà nel teatro di scena questa attività, saremo tutti presenti, in quella serata verranno premiate le aziende che hanno collaborato. L'avete inserito nell'ambito delle manifestazioni? Sì, nel cartellone proprio di Costa Bianca, questa cosa è stata pensata, proposta qualche mese fa ed è inserita nel cartellone ufficiale di Costa Bianca, quindi siamo felici di ospitarli e saremo là presenti. Benissimo, grazie Sindaco. Adesso vogliamo sentire dalla viva voce di chi è protagonista di tutto questo percorso, come lo ha vissuto. E di Diatta Samsidin. Diatta Samsidin, intanto come arriva in Italia? Io mi chiamo Samsidin Diatta, sono senegalese. Sono arrivato qua in Italia per il motivo della guerra. Mia città si chiama Ziguinchor, di là si trova tanti guerra politica e poi non posso restare di là. È scappato per venire di là. Di cosa avevi paura quando eri lì? Di cosa? Che ti ammazzassero? Perché il mio papà è morto per questa cosa della guerra e poi non posso restare. Quindi sei arrivato in Italia, quando sei arrivato che cosa hai fatto? La prima cosa che hai fatto qual è stata? Ringrazio Dio perché l'Italia mi ha salvato e poi tu qui hai trovato degli altri senegalesi come te? Sì. E avete formato una comunità, com'è che alla fine tu avevi comunque le tue abitudini in Senegal, quindi hai trovate delle altre. Come ti sei adeguato a questo sistema? È cambiata la tua vita? Sì, veramente è cambiato molto la mia vita perché mi trovo bene e ho trovato altri amici con lo senegalese, ho trovato uguale problema come me, ma ora di là noi siamo tutti tranquilli perché sapere qua buonissimo, non posso trovare il problema come di là. E poi hai imparato la lingua italiana? Sì. Come l'hai imparata? Attraverso Aquarinto? Aquarinto sì. Quanto tempo ci hai messo? Ho fatto 3 mesi da andare a scuola. Ti hanno fatto studiare parecchio, Sì. E poi tu cosa pensavi di fare quando sei venuto in Italia? Qual era il tuo sogno? Prima non l'ho pensato, ma ora lo so quanto ce l'hai un lavoro come ora. Ho iniziato a lavorare in tirocino, mi trova bene perché Cosa fai? Che lavoro fai adesso? sto lavorando con il supermarket CRAI, che si chiama CRAI, sistemazione tutte le caratteristiche di Magazziniere. come si chiama? Gli scaffali. Gli scaffali. Di cosa diverse. Sì. Si divide il tè, il riso passa diverso, ogni caratteristica diversa per fare più facilmente il cliente di cosa trovare, cosa bisogna facilmente. Diatta Samsidin, chi è che è rimasto della tua famiglia in Senegal? Chi c'è ancora lì? Ora non c'è,
rimasto solo io. Ah, sei solo, Sì. quindi ormai la tua vita è l'Italia, gli italiani sono le persone con cui tu resterai per il resto dei tuoi giorni e i tuoi conterranei senegalesi che sono qua. Ma tu ti reputi fortunato ad essere arrivato qui per quello che hai fatto? Sì. Sono molto contento per questa cosa. Se dovessi ringraziare qualcuno, chi ringrazieresti? E l'associazione Aguarento che mi ha dato ora il lavoro e mi trova bene. E questo motivo mi permette di integrazione bene questo paese e attività di questo paese. Grazie, grazie, una bellissima testimonianza Emilio. Sì, questi sono per noi i risultati del nostro lavoro, quello che rende il nostro lavoro bello e ci inorgoglisce per quello che facciamo. Sai, operare in questo momento in Italia per noi non è molto semplice. Diciamo che, come tutti sappiamo, verso queste tematiche c'è molto dibattito, spesso molto violento. Noi cerchiamo di dare dei segnali positivi, cerchiamo di parlare di integrazione. Riteniamo gli stranieri che richiedenti protezione internazionale, titolari di protezione internazionale, per noi sì, sono assolutamente delle risorse che vanno orientate, vanno integrate e che riteniamo che devono contribuire nel futuro allo sviluppo di questa terra e del nostro paese. Questo, diciamo, è quello che più preme a noi. Continueremo sicuramente ad operare presso anche gli altri territori perché riteniamo che i ragazzi, al di là di quello che si possa pensare, hanno la necessità di essere veramente sostenuti, perché se sostenuti possono dare tanto al nostro paese e questo per noi può essere veramente un'ulteriore occasione di sviluppo. Grazie Emilio, io volevo solo un attimo ritornare sul sindaco perché rispetto a ciò che tu hai detto, ma che un po' tutti avete detto, ciò che è importante è capire come la comunità italiana, la comunità locale si pone nei confronti di questa gente che comunque si insedia all'interno della stessa. Ecco, per esempio a Realmonte, com'è il rapporto tra i residenti e invece gli ospiti degli SPRAR? Ma io credo che tutto debba avvenire con gradualità. E mi riferisco a quello che dicevo prima. Se in un comune di 4.500 abitanti come Realmonte arrivano 300 ospiti, allora là si crea un problema, diffidenza, paure, un po' come è avvenuto a Siculiano. Se invece si arriva con gradualità, poche persone, in posti diversi, che non fanno paura, che entrano a far parte della comunità, diciamo in maniera graduale, allora io credo che la gente accetti bene anche il fatto che possono lavorare da noi, perché il fatto che loro lavorino si rendono anche partecipi di far crescere la nostra società. E a Realmonte sono stati ben accettati, almeno non ci sono stati fenomeni sgradevoli per i quali la gente si è lamentata. Credo che l'integrazione sia avvenuta in maniera corretta, proprio per il fatto della proporzione tra residenti e questi ragazzi che arrivano. Grazie. Un'ultima battuta, vogliamo riservarla allo spettacolo, quello che martedì 6 alle ore 21, 21:30 ci sarà al Teatro Costa Bianca. Camicette Bianche è un musical che è stato pensato e realizzato da Marco Savatteri che
io ho visto, in tanti abbiamo visto, è profondamente toccante e che in circa un'ora e mezzo riesce a ripercorrere anche quella che è stata la nostra storia, una storia di emigrazione, una storia di dolore, una storia di speranze, una storia di lacrime. Prima di salutarci vorrei pregare la regia di trasmettere lo spot di Camicette Bianche. Via l'uva scura e tira fuori i denti, lenti ma che ti lamenti, via l'uva scura e tira fuori i denti. Sai quando caio lassari, quando la vita mia E chi stu pani è? Giorno numero 3, arriva il temporale. Arriverate! English lessons, tentativi di sopravvivenza in America. My name is Peppe! Giorno numero 11. Ma come sei studa sto piccirito? Ma se ci passa sta freni. Piccinetto, un po' chiangere più. Ora piange solo sua madre. Guarda che luna, guarda che mare, questa notte senza te vorrei morire, perché ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare. Comunque, piacere. Salvatore. Clotilde. Silence! Alla fine del viaggio c'è stato il momento. Italiani, piccola statura, pelle scura. Devi solo sperare che gli servirai. Molti puzzano perché hanno lo stesso vestito per settimane. Costruiscono case, baracche nelle periferie. Ma l'America, questa America, cosa ci dà? Welcome to America. Chi resiste vedrà. Benvenuti a noi, anche tu da America, paesi che la casa di adesso non vedi mattina. Cose brutte, cose belle, pure cose spaventose, cose assai meravigliose, come voglio da let's go, let's go, let's go, let's go! E adesso non potete immaginare. Mamma, la mia terra mi ha rifiutato. La terra dei miei sogni anche. E adesso io mi sento figlio di nessuno. A volte penso che sarebbe meglio se facessi il delinquente come tutti gli altri. E la fame, che conosco da quando sono nato, si fa sentire sempre più forte. Mamma, il nostro popolo è maledetto. Pink and women Taylor! Strike! Pink and women Taylor! Strike! Fight! È un detto napoletano che dice chi campa dritto
è la 50ª volta che la dice, non la dice mai. E naturalmente è solo un assaggio del musical che potrete vedere rappresentato martedì 6 al Teatro di Costa Bianca. Sarà un bello appuntamento, certamente da non perdere, così come da non perdere la considerazione delle tematiche che abbiamo affrontato nel corso di questa trasmissione, per la quale ringraziamo Emilio Agnello, Mary Fiore, Tiziana Graceffa dell'Associazione Aquarinto, il sindaco di Realmonte, Calogero Zicari, e uno degli ospiti dello SPRAR, Ditta Samsidin. Vi ringraziamo per averci seguito e naturalmente l'appuntamento è a martedì al Teatro di Costa Bianca. Arrivederci.